Cade da un'impalcatura sulla quale stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione del suo bed and breakfast e crolla al suolo trascinandosi dietro tutta la struttura. Il 56enne di San Donà è stato portato dall'elicottero del SUEM di Treviso all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove si trova ricoverato in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Numerosi testimoni raccontano di aver assistito alla scena. L'uomo è volato a terra da un'altezza di circa 3 metri dopo essere stato colpito dalla trave metallica di un capannone che stava cercando di segare. Sul posto per gli accertamenti carabinieri e vigili del fuoco. Sono tornati nel pomeriggio i controlli interforze di polizia, carabinieri, vigili urbani e guardia di finanza nelle zone più a rischio di Mestre e Marghera. Perlustrati soprattutto i parchi cittadini dalla Bissuola a Villa Querini con l'intervento dei cani antidroga. Pattuglie in azione anche nei cantieri dell'ex ospedale Umberto I nella zona della stazione ferroviaria e nei locali di Via Piave. Il servizio disposto dal questore Angelo Sanna e coordinato dal dirigente del commissariato di Mestre, Eugenio Vomiero, è destinato non solo al controllo ma anche a mandare un messaggio di tolleranza zero ai delinquenti. Un'analoga operazione 2 giorni fa aveva portato all'identificazione di 300 persone e all'espulsione di una decina di clandestini. Chiama la polizia dopo aver scoperto che casa sua era stata svaligiata, ma il ladro, dopo una breve indagine dell'equipaggio della volante, risulta essere il figlio della signora che aveva telefonato. Il ragazzo 18enne ha problemi di tossicodipendenza e quando gli agenti l'hanno rintracciato aveva già venduto a un compro oro i preziosi sottratti alla madre.